Ma prima di tutto il rispetto del territorio e di quella che sono le decisioni dei sindaci della Valsugana. Ci sono dei nodi che vanno superati e che vanno risolti senza ombra di dubbio, ma tutelare l'ambiente è fondamentale, perché oggi pensare alla ferrovia e per esempio alle piste ciclabili, quindi a rotaia e bicicletta, è fondamentale per un rilancio del turismo. Penso al turismo tedesco che proprio vive e gode di queste cose. Dal punto di vista della viabilità una soluzione probabilmente, ma insomma un occhio di attenzione al territorio, ai comuni e alle decisioni del territorio. Senza ombra di dubbio, sempre devono avvenire dai cittadini, dai comuni, da chi vive la valle, chi vive Bassano, chi vive il territorio, queste decisioni, e mai calate dall'alto. E un occhio, mi raccomando, di attenzione da parte nostra soprattutto ci sarà nei confronti dei soldi pubblici, dei conti pubblici, perché l'opera in project financing a noi non piace, non ci piace il project perché come al solito rischia di essere un mostro mangiasoldi.